Tempi duri per la Ailex di Chiavari. I lavoratori dovranno affrontare 1 anno e mezzo di cassa integrazione. Stamani in assemblea è emersa soprattutto la preoccupazione per gli stipendi. La questione non arriva a sorpresa però. Il buco di lavoro partito nel 2013 sta facendo sentire i suoi effetti. Accedendo al concordato preventivo di continuità produttiva, purtroppo l'Ailex non ha potuto partecipare a nessuna gara, quindi non acquisire nuove commesse. Lo sviluppo delle nuove commesse impiega circa 2 anni per andare in produzione, questo spiega il buco che si è venuto a creare da ottobre, ci hanno detto fino a maggio 2021. Rassicurazioni arrivano dall'azienda. La Ailex sta partecipando a più gare possibili per avere nuove commesse e poter così ripartire. I sindacati testimoniano l'impegno dei vertici aziendali sul mercato. Sicuramente il rapporto con Fiat è preminente, vista anche la vicinanza geografica a Mirafiori. È chiaro che non escludiamo la possibilità di acquisire anche altre commesse. Auto come la BEV possono essere acquisite e anche altre auto che dovrebbero uscire dal piano industriale della Fiat nel prossimo periodo. Siete riusciti a rassicurare i lavoratori? Certamente c'è una chiara preoccupazione da parte di tutti, sia i sindacati che i lavoratori, però come abbiamo fatto in passato siamo in grado di stringere i denti tutti insieme, di fare squadra e di superare anche questo momento. Le RSU si sono impegnate ad istituire delle commissioni per monitorare la distribuzione della cassa integrazione e per far sì che i tagli salariali abbiano il minore impatto possibile. Altra richiesta avanzata e già accolta dall'azienda è quella di investire nella formazione. Se ci saranno degli investimenti su nuove linee, nuovo prodotto, la formazione è sempre fondamentale. Questa formazione coinvolgerà quasi l'interezza dei lavoratori, andrà da certificazioni, qualità, nuove tecnologie, informatica, inglese, comunque è una formazione molto utile che servirà per questo periodo.